Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Directa Sport, benvenuti al Paladante di Sesto. Tra pochi minuti va in scena il derby per la terza giornata del campionato di Serie A2 femminile. La Jasna Gora ospita la Mediterranea. Hanno iniziato le due squadre il campionato in maniera diametralmente opposta. 2 vittorie su 2 per la Jasna Gora, la prima qui in casa al Paladante di Sesto contro il Trilacum per 3-0, poi un 5-4 in rimonta in casa dell'Audace Verona. 2 sconfitte su 2 invece per la Mediterranea, che però contro l'Annualese, partita che avete potuto guardare anche sui nostri canali di Directa Sport, ha visto la Mediterranea perdere 4-1, ma con una squadra, con la squadra di Diego Marrucco, che ha mostrato segnali di grande crescita. Intanto entrano le squadre, applausi. La Jasna Gora giocherà completo giallo fluo con pantaloncini blu e calze lo stesso colore della maglia, completino bianco e con inserto rosso-blu invece per la Mediterranea, squadra ospite che cerca i primi punti in questo campionato di Serie A2. Jasna Gora, squadra ben più esperta, l'anno scorso è arrivata settima nel girone A, punta a migliorarsi con Gianni Pizzalis in panchina. Si aspetta soltanto il fischio dell'arbitro Emanuele Mele. Ci sarà anche Andrea Dessi, entrambi della sezione di Oristano, al cronometro Andrea Carta della sezione di Cagliari, per un derby veramente tutto sardo, compresa anche le giocatrici in campo, visto che la Jasna Gora deve fare a meno di Tia e Maria Ropanen, le 2 finlandesi convocate dalla nazionale del proprio paese, quindi assenti per questa sfida molto sentita da entrambe le formazioni. Andiamo anche a vedere i quintetti, se Gianni Pizzalis e Diego Marrocco confermeranno quello uscito, quelli che hanno schierato nelle ultime uscite. Tanto urlo della Jasna Gora per caricarsi prima della partita. In porta dovrebbe giocare Maura Pintor, portiere arrivato dal Sinai quest'estate. Prendono campo anche le altre giocatrici prima della foto però di rito nel pre-partita. La Mediterranea intanto si carica ora, prima dell'inizio di questa partita. Andiamo a vedere anche le giocatrici indistinta. La Jasna Gora appunto con Maura Pintor, l'altro portiere Sara Giamul, tornata a disposizione dopo l'infortunio. Petra Fanti, Roberta Moggia, Marta Lorai, Francesca Panzali, Roberta Orgiu, Mayra Di Flumeri, Arianna Lai, Marta Massida, Jessica Saio e Valesca Guaim a completare le 12 a disposizione di Gianni Pizzalis. Dall'altra parte Martina Sanna, Eleonora Frongia, Lida Dodero, Valeria Cannas, Roberta Spiga, Alessia Ledda, Maria Serrao, Marica Saba, Alessia Orru, Jasmine Cossu, Chiara Abraini. In porta inizia Martina Sanna con Alessia Ledda, Roberta Spiga, Alessio Orru, Maria Serrao. Dall'altra parte Petra Fanti con Roberta Orgio, Mayra De Flumeri, Valesca Guaim. E in porta, come detto, Maura Pintor. Aspetta soltanto il fischio. Inizia ora il derby del campionato di Serie A2 femminile tra Jasna Gora e Mediterranea. Lo schema sul calcio di inizio per la Jasna Gora non porta i risultati sperati. Lancio lungo, cercare Di Flumeri da parte di Guaime, è troppo lungo, palla subito persa però nuovamente dalla Mediterranea. Orgiu che può battere questo faro laterale. Di Flumeri, cercare Fanti, pallone difficile da controllare per il pivot. La terza stagione con la maglia della Jasna Gora. Alessio Orru tanto cerca il dribbling, finta di andare verso il centro, poi passaggio per l'esterno, cercare la numero 10 Roberta Spiga. Gli unici gol della Mediterranea in questo campionato di Serie A2. Flumeri intanto cerca una conclusione da distanza impossibile, palla fuori
Martin Hassan che può andare al rinvio con le mani a cercare Alessia Ledda. C'è la pressione di Fanti che ha la meglio sul pallone, cerca Orgiu, pallone non preciso. Orgiu arriva comunque alla conclusione col suo sinistro, palla di poco fuori, ma primi applausi per il capitano della Jasna Gora. Lancio lungo a cercare Spiga, deve fronteggiare Guaime ma non riesce a controllare il pallone. Rimessa laterale battuta dalla numero 33 che scambia con Orgiu, poi va a mettersi in un imbuto, deve allontanare il pallone, riesce con tanto mestiere ed esperienza ad evitare la palla persa, ad allontanarla, dove c'è però solo Martin Hassan che poi a sua volta rinvia con le mani dove non c'è nessuna compagna. Facile il controllo per Maura Pintor. Orgiu, Guaime, Di Flumeri, la palla a cercare Fanti, il controllo col sinistro non è perfetto, rimessa laterale per la Mediterranea con il tocco di prima di Serrao, non è dei più precisi. Chiama lo schema di Flumeri. Guaime, c'è appoggio, allora si torna dal portiere, poi Orgiu per Fanti, il controllo del pivot, poi dalla parte opposta non trova nessuna compagna, non riesce a controllare neanche Maria Serrao, si limita soltanto a deviarla in fallo laterale dalla parte opposta del campo. Guaime per Orgiu a cercare Fanti, il tiro con il sinistro, la prende male, pressione di Guaime che costringe la Mediterranea a non ripartire. Comunque rimessa laterale per la formazione di Marocco. Qui Martin Hassan con i piedi direttamente da Pintor. Orgiu, Guaime, Di Flumeri, ancora Orgiu, scambia nuovamente con la numero 11, poi il lancio dove non c'è nessuno. Comunque rimessa laterale per la Mediterranea. Alessio Ru sul punto di battuta, la palla intercettata solo per un attimo da Orgiu, sta ancora rimessa laterale alla posizione più avanzata. Lo scambio con Serrao, poi il lancio lungo di Orru, ancora non trova nessuna delle compagne, chiama il cambio Guaime con Orgiu, Di Flumeri, ancora l'ex Sinai, il pallone in banda. Ora qui uscire la numero 33 Valesca Guaime, al suo posto Marta Lorrai. Comunque primo cambio forzato per la Jasna Gora. Qui protegge Alessia Ledda la rimessa laterale, più o meno all'altezza del centrocampo. Si va da Orru, poi Serrao, la conclusione, Pintor in due tempi, molto bene, poi con le mani va da Lorrai. Di Flumeri non ha spazio per giocare da quella parte, allora si va da Lorrai che cerca il dribbling, chiusa però da Serrao. Eccola qui, il pallone per Orgiu, partita Lorrai, preferisce giocarla ancora lì la Jasna Gora. Eccola qui, Lorrai che è tornata a ricevere, poi Di Flumeri a campo, può andare da Fanti, larga sulla sinistra, la conclusione, la traversa di Fanti, il primo brivido, la prima occasione per la Jasna Gora con la forte conclusione del pivot di Gianni Pizzalis. Martin Hassan è riuscita con la punta delle dita a deviare la conclusione sulla traversa. La palla adesso per Lorrai, vediamo se prova la conclusione. C'è deviazione, la smorzata finisce in calcio d'angolo dalla parte opposta. Flumeri a battere, soluzione per il sinistro di Roberta Orgiu che va incontro, preferisce andare da Fanti, palla però imprecisa, rimessa laterale dunque per la Mediterranea. C'è stata deviazione, come invece reclama la panchina della Jasna Gora. Qui Orru, la palla in profondità, grande intervento di scivolata di Lorrai, il palo poi colpito da Alessia Ledda, un legno per parte. Dopo la traversa di Fanti, il palo anche di Ledda a Pintor battuta. Ha fatto tutto bene il numero 14, anche fortunata dopo la scivolata di Lorrai. Il pallone però non è entrato, ancora Ledda qui a ricevere.
Poi a cercare Serrao che la protegge bene, cerca Spiga, pallone non preciso, Fanti prova a proteggere la rimessa laterale che alla fine arriva. Time out chiamato dalla Jasnagora, forse per questo inizio non troppo brillante della squadra di casa. Piccola pausa anche per noi. Siamo tornati qui al Paladante di Sesto con una serie di cambi soltanto nelle file della Jasnagora fin qui, con Saiu, Murgia e Panzali sostituire il quintetto. Può ripartire dopo il timeout chiamato da Pizzalis qui. Pintor poi sbaglia anche Panzali, Murgia cerca di riconquistare il pallone, Pizzalis che predica calma, Lorrai, Murgia, cercare Saiu, protegge molto bene il pallone la numero 20. Attenzione il lancio qui da parte di Lorrai che per poco non sorprende Sanna. Pintor per Murgia, controllo difettoso, rimessa laterale in zona d'attacco per la Mediterranea con Spiga qui che prova a prendere il fondo per metterla in mezzo, la tocca Panzali, sarà calcio d'angolo. Vediamo il palla che viene ricevuta da Ledda, si accentra per provare il tiro, Panzali però non la molla, arriva Lorrai a raddoppiare, poi Saiu su questo pallone vagante, l'ultimo tocco è di Serrao e dunque rimessa laterale per la Jasnagora. Panzali, Murgia, palla in banda non precisa per Saiu, palla che esce, messa laterale, cambio con Marica Saba, il primo per Diego Marrocco, butta dentro la numero 18, l'anno scorso all'FFC. Qui si intanto continua a lottare per la fine la rimessa laterale e per la Mediterranea con Spiga si incarica di battere la rimessa. Vediamo se cerca Saba, pallone non preciso, Saba prova a prendere il fondo, palla che esce, sarà rinvio infatti per Pintor che ora va al lancio a cercare Saiu, possibilità di 1 contro 1, arriva però il raddoppio, Saiu cerca di girarsi e calciare, c'è la deviazione di Ledda, calcio d'angolo, c'è però da togliere uno dei palloni da gara vicino al calcio d'angolo dalla parte opposta del campo. Jasnagora si sistema per battere questo schema con questo calcio d'angolo con Murgia, palla per Lorrai, la conclusione, la traversa, la seconda per la Jasnagora, sfortunatissima qui Marta Lorrai, va trovato da avere una bella conclusione, poi Panzali a cercare Saiu e Sanna che si rifugia in rimessa laterale, c'è stata una deviazione, palla che stava arrivando pulita altrimenti a Saiu in gol sia contro il Trilacum nella prima uscita che contro l'Audace Verona, segnato anche in Coppa della Divisione a Mascia contro la Futsal femminile Cagliari. Qui possibilità per 1 contro 1 di Lorrai che prova ad accentrarsi, salta Spiga, la chiude però in foro laterale Saba. Panzali, Lorrai contro Saba, ancora Lorrai, cerca il dribbling, la salta, palla che resta in campo, c'è il calcio di punizione però, il contatto di Spiga su Lorrai, primo fallo della partita con Andrea Dessi che tanto corregge Lorrai per il punto di battuta, entra Fanti, il suo mancino può essere sfruttato per questo calcio di punizione, Sanna sistema la barriera con Spiga che scala sul palo, Saba che è più vicina alla palla,
Vediamo qual è la soluzione. Lorrai prova ad andare direttamente in porta, ma trova soltanto Saba. Panzali, cercare Fanti, la chiude Serrao in fallo laterale, però Panzali si incarica di battere la rimessa. Lorrai, Fanti per Panzali, il pallone a cercare Lorrai, serie di contatti, alla fine Fanti, la conclusione, palla fuori, dovrebbe esserci il fallo cumulativo subito da Fanti, infatti Emanuele Mele cumula il fallo contro la Mediterranea, secondo fallo per la squadra ospite, quello subito precedentemente da Lorrai. Sanna con le mani, può ripartire ora il gioco dopo il fischio. Qui prova a prendere campo Alessia Ledda, la palla per Spiga che non passa, Fanti avanza sulla banda sinistra, chiude Saba che poi protegge il rinvio con le mani per Sanna, poi va a prendere proprio Saba posizione da pivot, Med però la gioca corta, Spiga, Saba, controllo non perfetto, tiene comunque in campo, poi alla fine Panzali riesce a sporcare il pallone in rimessa laterale. 13 minuti e 43 secondi alla fine del primo tempo, ancora 0-0 nel derby cagliaritano tra Jasnagora e Mediterranea. Qui la recupera Saiu, poi Panzali, la conclusione Maria Serrao, prova ad avanzare, contrasto forte di Fanti sul pallone, però poi raddoppiata con la suola per Lorrai, apertura per Panzali che cerca la soluzione di prima, non c'è nessuno dall'altra parte, mentre Fanti lascia posto a Guaime. Torna in campo la numero 33 che va subito a riconquistare il pallone, sfera che però poi termina tra le mani di Sanna, il lancio per Saba, complicato anche per la pressione di Panzali. Guaime finta il lancio, poi va da Lorrai, controllo difficile, la palla che esce, rimessa laterale per la Mediterranea. Ancora 0 gol, ma 3 legni colpiti complessivamente, uno da Ledda per la Mediterranea, prima c'era stata la traversa di Fanti, poi quella colpita da Lorrai, sbaglia qui Valeria Cannas, capitano della Mediterranea, entrata pochi istanti fa dalla panchina per mister Diego Marrocco. Lorrai, Guaime, vediamo se va con il lancio a cercare qui Saiu, addomestica questo pallone ma viene raddoppiata, la protegge, poi alla fine l'ultimo tocco è di Serrao, la rimessa laterale in zona offensiva è per la Jasnagora. Guaime, Panzali, Guaime per Lorrai, non ha più spazio per il tiro, va da Panzali, il tocco dovrebbe essere della numero 9 della Jasnagora. Il rinvio infatti con le mani per Sana, torna anche di Flumeri per mister Gianni Pizzalis, subito a intercettare questo pallone con la testa. Saiu, raddoppiata, riesce però ad andarsene molto bene, qui però c'è il fallo abbastanza evidente di Cannas, terzo fallo contro la Mediterranea, anzi no, fallo fischiato a favore della Med, quindi primo la trattenuta di Saiu, che era una trattenuta reciproca, sembrava più il fallo però di Cannas, invece Emanuele Mele preferito fischiare il fallo, poi alla fine, anzi Andrea De Sì di Oristano, il secondo arbitro che qui si confronta con la stessa giocatrice della Jasnagora, contatto, una decisione, evidentemente non è andata giù al pivot che pensava di aver subito il fallo, invece secondo l'arbitro oristanese l'ha commesso. Lorrai qui troppo lunga per Saiu, poi di Flumeri sull'arrivo di Saba preferisce rifugiarsi in fallo laterale. Orru a battere, a cercare Cannas al centro, poi capitano della Mediterranea. Orru, la conclusione, il gol della Mediterranea con una conclusione da centrocampo, si sblocca il derby con Alessia Orru che sorprende Maura Pintor. 1-0 per la squadra di Diego Marrocco, più o meno a metà primo tempo, una traiettoria beffarda per Pintor, per la Jasnagora.
Med dunque avanti, Alessio Orru segna il suo primo gol in campionato, il primo gol della Mediterranea in questo campionato di Serie A2 che non porti la firma di Roberta Spiga. Incredibile conclusione. Tanto la Jasnagora qui deve provare a reagire. Di Flumeri, Fanti, Flumeri, Lorrai, la conclusione c'è subito il pareggio di Lorrai, una conclusione fortissima ed è 1-1 con Marta Lorrai. Bellissimo tiro, bellissima conclusione. Dopo la traversa la numero 8 trova il meritato gol anche per la traversa che aveva appunto colpito precedentemente. Tutto da rifare. È stata immediata la reazione della Jasnagora che può trovare fiducia, può trovare coraggio da questo pareggio. Che se qui la rimessa è per la Jasnagora, poi il fallo di Fanti con Cannas che si lascia cadere, c'è il tocco, c'è la spinta. Secondo fallo anche per la Jasnagora. Non mancano 11 minuti 34 alla fine del primo tempo. Cannas, Orru, Orgiu, c'è il tocco, c'è la deviazione nella numero 25 della Med, faro laterale in zona d'attacco dunque per la Jasnagora con Di Flumeri. Si incarica battere, vediamo il punto esatto di battuta, però eccola qui la palla per Orgiu, sinistro di prima intenzione, la lascia scorrere Lorrai, palla fuori, è time out adesso anche chiamato dalla Mediterranea, un po' quello chiamato subito da Gianni Pizzalis. Altra piccola pausa per noi. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistella, direi di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Amici di Directa Sport, torniamo qui al Paladante, 11 minuti e 28 secondi ancora da giocare tra Jasnagora e Mediterranea in questo primo tempo, terza giornata del campionato di Serie A2 femminile Girone A. Ricordiamo 1-1 il punteggio. Orru per la Mediterranea e l'immediata risposta di Lorrai. Stanno per ora sull'1-1 il risultato. Partita fin qui equilibrata. Fanti, la conclusione, Sanna riesce in due tempi sulla respinta, non arriva in tempo Lorrai. Orru può andare a cercare una compagna, non trova però nessuno col passaggio che finisce direttamente nella panchina proprio della Med. Di Flumeri, Orgiu con la sola la rende alla numero 11, palla per Lorrai, controllo complicato, riesce però ad andarsene in dribbling, molto bene Lorrai, ancora cerca il secondo su Cannas, non riesce però a passare, poi non può arrivare Cannas su questo pallone. Allora, fuori, rimessa laterale, battuta in questo istante da Orgiu. Lorrai, il lancio a cercare Di Flumeri, la palla nonostante la deviazione di Saba poteva essere buona per la numero 11 che lascia però sfilare, rimessa laterale, una buona posizione per essere sfruttata. Palla per Orgiu, la conclusione non va, troppo lontana dalla traversa, bel sinistro di Roberta Orgiu.
Sanna per Kossu, Orru, Kannas prova la verticale per Kossu, troppo lungo però il pallone, anche se qui Kossu aveva tantissimo spazio, poi Fanti la mette giù molto bene, arriva il raddoppio proprio di Kossu, alla fine il tocco, c'è un tocco di mano, si lascia giocare, Fanti fa la barba al palo, sfiora il 2-1 dopo le proteste della Mediterranea. Sanna con le mani, il lancio dove non c'è nessuno, lascia sfilare Pintor. Pressione più o meno per la Mediterranea sulla tre quarti in campo, sui rimedi del portiere. Pintor preferisce andare da Fanti che la mette giù e poi va da Orgiu. Lorrai la protegge bene, subisce anche un colpo ma va avanti la numero 8, poi la conclusione di Fanti sul secondo palo, non ci arriva per deviare Lorrai, ma poi c'è il recupero, il ritorno, tutto regolare, anzi no, c'è la spinta di Lorrai che ha colpito sia il pallone che evidentemente la gamba, però c'è anche il fallo cumulativo alla Mediterranea di precedente subito proprio dalla stessa numero 8, poi lascia il campo a Murgia e dunque sempre in parità anche il computo dei falli, 3-3, così come il punteggio 1-1. 9 minuti e 59 secondi da giocare, metà esatta del primo tempo che se n'è andata. Kossu, Kannas va dall'altra parte da Serrao che deve proteggerlo dalla pressione di Di Flumeri, preferisce tornare da Sanna con i piedi, preferisce andare da Saba senza lanciare lungo, vuole l'1-2 con Kannas, arriva Di Flumeri che gliela porta via, Di Flumeri 2-1, Mayra Di Flumeri la ribalta con un gran destro, un gran gol, recupera palla e segna ed esulta con la cresta del gallo insieme a Lorrai, autrice del gol dell'1-1. Applausi anche per lei ed è 2-1 Jasnagora. Può ripartire con Marocco che manda in campo anche Frongia, va a ricevere ora palla, la pressione però alta della Jasnagora che non si vuole accontentare. Poi il gol della Mediterranea, un'autentica reazione per la squadra di Gianni Pizzalis che a Verona era andata sotto anche 3-1 ed è riuscita alla fine a vincere 5-4. Orgiu, Di Flumeri subito a cercare Saiu, riesce ad arrivare su questo pallone, pressione di Ledda con la palla che termina in rimessa laterale. Molta calma di Flumeri, primo gol per lei in questo campionato, così come Lorrai. Orgiu, tiro alto col sinistro, lei invece ne ha segnati 2 a Verona. Sanna per Serrao, la palla per Spiga, va a cercare Frongia, facile però la lettura qui di Flumeri che poi va da Orgiu che vuole la conclusione col sinistro, c'era Saiu dalla parte opposta, ha voluto concludere immediatamente, palla fuori, messa laterale adesso per la Mediterranea, intercetta però Saiu, arriva la pressione da dietro di Frongia, ancora Saiu però, Di Flumeri, Orgiu, palla per Murgia, prova di prima a cercare Saiu, intercetta la difesa della Mediterranea, poi Di Flumeri, Saiu cerca ancora di arrivare a controllare su questo pallone, intervenendo addirittura in scivolata, palla che termina fuori, rimessa laterale che verrà battuta da Maria Serrao. A cercare qui Spiga, Orgiu protegge, non si fida però, preferisce rifugiarsi in fallo laterale. Tanto qualche problema con Serrao che stava correndo per battere questa rimessa, si è agganciato con Saiu, finita a terra, si può però riprendere dopo il fischio di Andrade Sì che arriva in questo momento, trova la battuta direttamente in aria, nulla da fare, qui Saiu poi rischia di finire a terra anche lei. Flumeri, passaggio non preciso, arriva Serrao, Flumeri però riesce ad avere il tempo di passarla, poi Flumeri 1-2 con Orgiu che non si chiude, rimessa laterale però sarà ancora per la Jasnagora.
8 minuti e 11 da giocare. Di Flumeri finisce ad andare lunga da Saiu, raddoppiata quasi la numero 20 che ne trova addirittura 3 addosso, ma la palla resta in suo possesso. Saiu la seconda stagione con la maglia della Jasnagora, qui subisce un contatto tutto regolare, sembra rialzarsi senza grossi problemi. Sarà rimessa laterale con Murgia sul punto di battuta. I Flumeri, la conclusione termina però in tribuna. Murgia stavolta va a cercare Saiu, la protegge molto bene in area di rigore, poi alla fine conquista il calcio d'angolo. Un bel battuto da Murgia, siamo ora allo schema, vice il capitano della Jasnagora. Palla in mezzo, Saiu calcia alto, non c'è deviazione. Che occasione anche questa per la Jasnagora, sempre su calcio d'angolo. Sanna con le mani preferisce andare corta da Serrao, poi Murgia intercetta ma non controlla, rimessa laterale. Serrao spiga, finta per saltare Saiu, molto rischiosa ma efficace, poi Frongia con tanto campo, Di Flumeri intercetta, non riesce però a far ripartire l'azione. Ancora Ledda, poi Saiu a lottare su questo pallone con Ledda, alla fine la rimessa laterale è per la Jasnagora, che ne approfitta anche per effettuare un doppio cambio, Panzali e Fanti per Murgia e Saiu. Di Flumeri addirittura da Pintor con i piedi direttamente da Fanti, pallone difficile da controllare, ci prova Fanti, ma la palla che esce in rimessa laterale. Poi Spiga prova ad avanzare, ancora Spiga, murata qui da Di Flumeri, cava il terzo gol in campionato, l'ultimo tocco è anche suo. Panzali sul punto di battuta, ha iniziato a contare. Pintor, ancora lei, chiamata in causa, Orgiu. Palla in parallela per Fanti che la protegge, poi la lascia lì per Orgiu. Sanna non controlla, si rifugia in calcio d'angolo il portiere della Mediterranea. Bella combinazione questa, Orgiu Fanti. Di Flumeri, la tocca per Orgiu, la respinta di Sanna e poi pallone mandato ancora fuori dalla Mediterranea. Ancora calcio d'angolo dalla parte opposta. Fanti, palla per Lorrai, conclusione alta, colpito alla traversa prima, sempre su uno schema di calcio d'angolo. Ha trovato il gol Sanna a cercare Serrao, la legge i Flumeri di testa direttamente nella panchina della Mediterranea. Serrao, affidate a lei le rimesse laterali per la numero 17, dopo lo scambio poi Spiga, Lorrai gli prende il pallone, Fanti a campo per andare, quasi raddoppiata, cerca allora Lorrai con il destro, non è precisa, poi la palla per Spiga che prova ad andare da Ledda. Lorrai l'ha recuperata da qui la Jasnagora, Fanti preferisce far girare il pallone, poi grande apertura di prima intenzione Flumeri, Fanti centrale, la palla che resta lì. Che occasione, che passaggio di Flumeri. Fanti non è riuscita qui a battere Martina Sanna da buona posizione anche per una mancina come lei. Di Flumeri, Panzali qui sbaglia la giocata, pallone ancora regolare, Frongia, Panzali la recupera, attenzione a Fanti qui, la scivolata da dietro di Ledda con tanta grinta, poi arriva però il raddoppio, Panzali, Di Flumeri di prima a cercare Lorrai, palla imprecisa e rimessa laterale dunque per la Mediterranea che rimette in campo Marika Saba. Sanna con i piedi, il lancio non è preciso. Pintor per Lorrai rischia un pochino
poi alla fine palla per Panzali che riesce a servire Fanti con la suola, troppo in anticipo però questo pallone, e dunque rimessa laterale per la Mediterranea che va a battere Maria Serrao. Palla per Ledda, cercare Saba, contrasto con Di Flumeri che protegge il rinvio con il rinvio per il portiere. A Pintor con le mani, ancora lancio per Fanti che ha sempre tanto spazio, praticamente un 1 contro 1 con il centrale avversario. Qui Di Flumeri sbaglia tutto, poi riesce però a chiudere, a lanciare con il sinistro, poi da il cambio a Urgiu, torna in campo il capitano della Jasnagora. Qui Saba contro Panzali, ultimo tocco del una giocatrice della Mediterranea, dunque rimessa laterale per la Jasnagora, già battuta con Orgiu qui che cerca il lancio per Lorrai, poi il pallone sporcato, rimessa laterale nella propria metà campo per la Mediterranea che va da Sanna per Saba, apertura sbagliata a cercare Spiga, rimessa laterale per la Jasnagora all'altezza del centrocampo. 2-1 il punteggio, 4 minuti e mezzo ancora da giocare in questo primo tempo in cui decide il gol di Flumeri. Precedentemente Lorrai aveva pareggiato la partita dopo il vantaggio della Mediterranea firmato da Alessio Orru. Orgiu, Panzali, palla sporcata qui da Serrao, sarà ancora rimessa laterale. 2 minuti e 17 sul cronometro. Lorraia riceve dalla parte opposta il lancio per Orgiu, la legge bene Saba, Spiga dalla parte opposta, prova ad andarsene, c'è il fallo di Fanti, il quarto di questa partita per la Jasnagora. Ora deve stare attenta. Spiga sul punto di battuta, va da Serrao, poi a cercare Saba, chiude Lorrai, voleva forse la deviazione, c'è ancora messa laterale con Spiga per Serrao, di prima la anticipa però Orgiu qui, Orgiu blocca Sanna, grande chance dopo il recupero per la Jasnagora, qui impreciso il pallone lungo per Roberta Spiga. Dali, Lorrai, ancora a cercare il pivot, qui Fanti, Panzali addirittura la conclusione dalla propria tre quarti. Orgiu aspetta sul posto, poi torna indietro da Lorrai, Panzali cerca la palla in banda per Fanti, chiusa, poi Panzali lascia nuovamente il campo di Flumeri. Impreciso invece il tentativo della Jasnagora di cercare il proprio pivot. Orru a battere, cercare Ledda, scambia con Orru, la pressione di Fanti, Orru si rifugia in rimessa laterale, verrà battuta da Di Flumeri per la Jasnagora. Orgiu prova la battuta, colpisce Spiga, sarà rimessa ancora per la squadra padrona di casa. Un'uscita per mettere in campo Sayu, capire chi deve battere questa rimessa, alla fine va Lorrai. Palla per Di Flumeri che avanza e poi la conclusione deviata tra calcio d'angolo per la Jasnagora. Da lato sinistro del campo per la squadra di Gianni Pizzalis. Di Flumeri prova a cercare una compagna in mezzo,
Può ancora andare a battere Di Flumeri, la rimessa laterale. Lorrai scambia, poi Pintor con i piedi per Orgiu. Di Flumeri, Lorrai. Flumeri rischia tantissimo, ma se ne va in dribbling nella propria area, poi può avanzare ancora la numero 11 che va da Saiu, c'è Lorrai sola, passaggio non fortissimo, interviene scivolata Ledda, poi Spiga, Lorrai la tiene lì, raddoppiata sul sul calcio d'angolo praticamente, poi alla fine ultimo tocco di Marta Lorrai. Palla per Saba, parte di Ledda non è precisa. Flumeri per Lorrai, Orgiu, ancora Lorrai, va ancora a farla girare lì, non ha appoggi Di Flumeri che poi alla fine si rifugia in rimessa laterale, lontana il pallone, non aveva più linee di passaggio la giocatrice di casa. Saba qui, Orru, scambiano bene le due, poi la conclusione, Murata, Marika Saba. Spiga sul punto di battuta, palla per Orru che cerca ancora una traiettoria beffarda per Pintor, stavolta la palla è alta. Ultimi 2 minuti e 4 secondi prima dell'intervallo. Pintor, Di Flumeri, il lancio per Saiu che prova a proteggerla, poi ancora Saiu col sinistro, fuori. Un gran lavoro quello di Jessica Saiu da pivot, vero? Però non è riuscito a trovare la porta, sì, ma solo a calciare, anche raddoppiata, cerca il tunnel Spiga, non passa però. Lorrai, Di Flumeri, ancora Lorrai, prova ad andare da Saiu che protegge ancora molto bene il pallone, va da Orgiu che se la mette sul sinistro. Orgiu cerca una giocata complicata, va lontano dall'impensierire Martina Sanna. Cannas sulla pressione di Lorrai, rischia tanto la Med. Di Flumeri, Orgiu, Lorrai, Flumeri, Orgiu, palla per Lorrai che non arriva, c'è la deviazione di Orru, forte il pressing della Mediterranea di Diego Marrocco. Questo ultimo minuto vuole provare a raggiungere il pareggio prima dell'intervallo. Spiga contro Saiu, ancora la numero 10, vuole andarsene ancora in dribbling, poi alla fine si porta fuori il pallone, rimessa laterale per la Jasnagora. 53 secondi, ultimo minuto in questo primo tempo. Flumeri, palla per Lorrai, Di Flumeri, Saiu, ha un gran lavoro, poi cerca la conclusione, arriva Spiga a sporcargliela. Pare però per Emanuele Mele è rinvio del portiere, sembrava abbastanza netta la deviazione. Cannas, 39 secondi, Di Flumeri prova qui un grande scambio con Saiu, poi Lorrai, posizione difficile, non controlla. Arriva però un altro fallo cumulativo. Dunque 4-4 il conto dei falli, torna in parità con 32 secondi da giocare. Sanna con i piedi per Orru, vuole il lancio lungo per Kossu, non può però arrivarci qui il pivot della Mediterranea. Qui la maglia di Saiu che prova ad andarsene, trattenuta Sanna con i piedi, prova a far viaggiare Spiga. Fanti per questi ultimi 12 secondi insieme a Murgia, con Orgiu, Di Flumeri che batte ora
Pintor con i piedi, palla per Fanti, poi Murgia di Flumeri, il lancio, probabilmente finirà così la partita. Suona la sirena, infatti finisce il primo tempo, Jasnagora avanti 2-1, vantaggio iniziale della Mediterranea con Orru, poi immediata la risposta di Lorrai. Il gran gol anche di Flumeri a fissare il punteggio di questo derby di Serie A2 femminile di calcio a 5 tra Jasnagora e Mediterranea. Piccola pausa per noi in attesa del secondo tempo qui al Paladante di Sesto. Non senti l'ululato? Metigio Expo apre i cancelli e torna con la sua terza edizione. Il 26 e 27 ottobre prendi il guinzaglio e vieni alla Tenso Struttura di Uri in Via Alghero per partecipare alla 2 giorni all'insegna del divertimento e dell'affetto più caro per il tuo amico a 4 zampe. Cerca Metigio Expo 2019 su Facebook, scarica il modulo di iscrizione e invialo a xenolvia@virgilio.it. Per tutti, ma proprio tutti, numerosi premi come crocchette, collari antiparassitari e tante novità del mondo a 4 zampe. Ti aspettiamo! Amici di Directa Sport, bentornati al Paladante di Sesto. Manca soltanto la Mediterranea per poter riprendere il secondo tempo del derby della terza giornata di Serie A2 femminile, girone A, tra appunto la Jasnagora e la Mediterranea. Fine primo tempo, padrone di casa in vantaggio con i gol di Marta Lorrai e Mayra di Flumeri. Inizialmente era passata in vantaggio la Mediterranea con un bel gol di Alessia Orru che aveva beffato Mora Pintor con una traiettoria da centrocampo. Jasnagora già pronta per riniziare con l'unica variazione nel quintetto, anzi una doppia variazione rispetto al quintetto iniziale, visto che c'è Jessica Saio e Marta Lorrai. Lorrai autrice appunto del gol dell'1-1, posto di Guaime che si riscalda a bordo campo. Un piccolo problemino per lei, che aveva costretta quasi subito al cambio, poi è rientrata senza grossi problemi. Adesso fa finalmente il proprio ingresso in campo anche la Mediterranea di mister Diego Marrocco. La caccia dei primi punti in questo campionato di Serie A2, va perso 6-1 in trasferta con il Città di Tiene e poi 4-1 nel proprio campo al Paracconi contro la Noalese. La Jasnagora invece 2-2 con Trilacum da Ceverona. Unica sconfitta stagionale, quella in Coppa della Divisione con l'FFC, 6-1. 14-0 invece il risultato della Mediterranea nello stesso torneo all'esordio stagionale contro il Città di Falconara, formazioni quella del Falconara e dell'FFC di Serie A Elite, quindi superiore ad entrambe le squadre in campo. Sta per riniziare il secondo tempo, è tutto pronto, fischia l'arbitro, si riparte. Orru a cercare Kossu, la pressione subito della Jasnagora. Lorrai, Sayu, ancora Lorrai, la palla per Orgiu, il controllo, palla che resta in campo, torna poi a Lorrai di Flumeri. Pressione forte quella della Mediterranea sul giro palla della Jasnagora. Lorrai protegge, spalla alla porta, poi Orgiu di prima intenzione non trova però né Sayuko, che stava prendendo posizione centralmente, né Lorrai, che dopo lo scarico non è andata su quella zona scoperta del campo. Cannas per Orru, il lancio lungo a cercare Kossu, arriva prima di Flumeri, può però intervenire Sayu per evitare la rimessa laterale a favore della Mediterranea, che andrà a battere Maria Serrao. Praticamente tutte le rimesse laterali sono affidate alla numero 17 di Diego Marrocco, che qui però non riesce a trovare il suo capitano Valeria Cannas. Lorrai, Flumeri, palla per Sayu, protegge, poi va da Orgiu, gliela mette sul sinistro, trova però soltanto Cannas e mura la conclusione col mancino del capitano della Jasnagora. Orru, qui la pressione però di Orgiu che la protegge anche sul raddoppio, riesce a trovare il passaggio poi di Flumeri,
per Lorrai che torna dalla numero 11. Lorrai può prendere campo, 1 contro 1 possibile con Cannas, ancora Lorrai la mette in mezzo, la porta è vuota, Orgiu, Sanna a murare dopo la sua respinta insieme a Serrao, possibile tap-in di Orgiu. Ora però ha ancora una possibilità di far male con il calcio d'angolo di Flumeri per la conclusione al volo di Orgiu, intercettato però il pallone, Pintor non si fida, palla direttamente sul tetto e dunque bisogna ricorrere a un altro pallone da gara. Probabilmente è andato perso quel pallone, ma ce ne sono altri per continuare a giocare con la Mediterranea qui che prova a costruire, ad uscire perlomeno dalla pressione della Jasnagora. Un po' qualche difficoltà riesce, poi alla fine si torna da Sanna con il sinistro, il portiere della Mediterranea non è precisa. Lorrai, Pintor, poi il lancio lungo di Flumeri, contrasto con Serrao, è tutto regolare, poi Saiu, possibilità per colpire e arriva il terzo gol in 3 partite di Jessica Saiu. 3-1 per la Jasnagora, cala il tris nel derby, allunga la squadra di casa ancora con Saiu, sempre a segno in tutte le gare di questa stagione, Coppa Divisione compresa. Fissa sul 3-1 il punteggio quando sono passati poco più di 2 minuti. Qui sbaglia Kossu il controllo. Guaime tornata in campo, la palla per Saiu, non può però arrivarci stavolta la numero 20, giocando davvero una gran partita e non solo per il gol. Orru ha aperto le marcature, qui Cannas, palla di ritorno alla numero 25 con l'esterno per Kossu, pressa da dietro di Flumeri, si resta ancora lì con la Mediterranea che prova ad uscire dal forte pressing della squadra di Gianni Pizzalis. Eccolo qui Orru, qui una grande giocata per Serrao. Qui Guaime qui con il tunnel prova ad andarsene, la recupera nuovamente, Saiu la può rendere alla sua compagna ma il pallone viene murato. Poi Andrea De Si chiede un attimo di tregua per potersi allacciare la scarpa, tutto a posto, si può ripartire. Flumeri, Lorrai, palla per Guaime, Saiu controlla ancora molto bene, spalle alla porta, poi la palla che non passa per Guaime, ma c'è un tocco di una giocatrice della Med, rimessa laterale, battuta da Guaime. Lorrai vuole l'1-2, riesce Lorrai, zona tiro per lei, preferisce il dribbling, ancora Lorrai, la palla che resta lì, non calcia la numero 8, ha avuto 2 chance anche dopo il bel dribbling, alla fine viene chiusa di Flumeri, se la porta avanti con la sola, tiro murato. Torna allora indietro da Pintor, l'appoggio facile su Lorrai che però sbaglia, Serrao può andarsene, la scivolata di Guaime a chiudere la numero 17 e poi va a battere questa rimessa laterale. Messa battuta ora, ancora Kossu che prova a controllarla, alla fine Saiu, possibilità di 2 contro 1 per la Jasnagora con Saiu, con l'esterno non trova Guaime sul secondo palo, cenno di intesa comunque tra le due, buona ripartenza per la Jasnagora che ha affrontato questo secondo tempo con tutto un altro piglio, sicuramente ha preso anche fiducia dopo il gol del 3-1 di Saiu. La Mediterranea che invece sembra leggermente più in difficoltà. Serrao per Orru, vuole la conclusione da
da centrocampo, volevano anche la deviazione, giocatrici della Mediterranea non sono dello stesso avviso gli arbitri, e dunque si può ripartire con il lancio di Pintor a cercare Fanti. Palla indietro per Di Flumeri, ha tanto spazio la numero 11, va dall'Orrai, bel dribbling che però poi finisce in mezzo a due, poi alla fine la palla che termina dopo il tentativo di Orgiu in rimessa laterale, protesta l'Orrai per il contatto subito, tutto regolare. Passati 4 minuti in questo secondo tempo, Jasnagora avanti 3-1, l'Orrai, grande impatto per lei ancora dalla panchina dopo i 2 assist di Verona, ha trovato anche il gol, il suo primo gol in stagione, giocatrice a classe 2001. Di Flumeri, Orgiu col sinistro, va ancora da Di Flumeri, palla per Fanti che prova a metterla giù, lo fa molto bene, palla che viene resa a Orgiu, non ci arriva, ma c'è l'Orrai che lotta su questo pallone, finisce poi alla fine per commettere fallo. Doppio cambio intanto per Diego Marrucco, forse sarebbe anche il triplo. Per il momento però entrano soltanto Alessia Ledda e Leonora Frongia. Alessia Ledda il primo anno da calcio a 5, ha giocato a calcio l'anno scorso alla Torres, qui intanto Urru cercare proprio Ledda, la conclusione, c'è la deviazione di Orgiu, cioè sarà calcio d'angolo. Con Frongia, punto di battuta. Palla per Urru, Pintor risponde, poi l'Orrai prova a ripartire, ancora Serrao non ha il tiro, poi finisce a terra Di Flumeri, c'è fallo della numero 17, punizione la prima per la Jasnagora in questo secondo tempo, dovrebbe batterla Panzali appena entrata al posto di l'Orrai. Di Flumeri, Orgiu, vediamo se trova Fanti, sì, prova a tenerla lì, 3 addosso a lei, Panzali cerca la conclusione da notevole distanza, poi lancio lungo, non trova nessuno. Panzali, Di Flumeri, palla per Orgiu, la tiene in campo la numero 10 che ha spazio sulla fascia sinistra, poi si incarta col pallone, palla che termina fuori, rimessa laterale con Spiga. Ledda prova a partire, nulla da fare, il passaggio intercettato da Orgiu, Fanti spalla alla porta, qui prova ad avanzare, poi torna indietro da Di Flumeri, Panzali cerca il passaggio ancora per Fanti, chiuso però il tentativo in fallo laterale, batte la stessa numero 9. Palla per Orgiu, Di Flumeri, ancora Orgiu, Panzali cerca il pallone in profondità, non lo trova perché c'è ancora una deviazione. Flumeri, palla per Orgiu, ancora Panzali, Di Flumeri, c'è lo spazio per servire Fanti, qui controllo non perfetto, la recupera Ledda, poi va da Serrao, alla fine il tentativo da parte di Spiga e non preoccupa Pintor, anche se il pallone non finisce troppo lontano dalla porta difesa dall'ex portiere del Sinai, al primo anno lei con la maglia della Jasnagora, anche se ha giocato sia a questi livelli che a livelli più alti proprio con la maglia del Sinai. L'anno scorso ha vinto il campionato di Serie C insieme a Valesca Guaime, poi la mancata iscrizione del Sinai ha portato entrambe a giocare in A2 con la maglia della Jasnagora. Qui Fanti, la palla per Orgiu, la intercetta Ledda, poi Sanna col sinistro, palla che termina dove non c'è nessuno, messa dal fondo dall'altra parte, ancora per Pintor con le mani, il lancio per Fanti che non riesce a metterla a terra, trova però il passaggio per Orgiu, a sua volta va da Panzali, Di Flumeri qui invece per Fanti, scambiano le due.
poi si torna da Panzali, Panzali la porta avanti, trova lo spiraglio per Orgiu col sinistro, palla al lato, tentativo della numero 10 con Sanna che lamenta qualche problema. Approfitta di Flumeri per dare il cambio all'Orrai. Vediamo se Sanna avrà bisogno del cambio. Chiara Braini è il secondo portiere, infatti si scalda. Deve intervenire il medico per verificare le condizioni del portiere della Mediterranea. Sarà da capire soprattutto se potrà proseguire il match, anche se probabilmente Diego Marrocco sarà costretto al cambio. D'altra parte ne approfittano per una piccola pausa, qualche indicazione delle giocatrici della Jasnagora. Martina Sanna tra gli applausi esce costretta al cambio, suo posto Chiara Braini. Ora rimettere lei il pallone in gioco, ingresso praticamente a freddo per la numero 1, deve però fischiare, eccolo qui l'arbitro, palla subito giocata, Ledda, Lorrai, il controllo, Lorrai, la palla che resta lì, preferisce accontentarsi della rimessa laterale, giocatrice numero 8. Vediamo se Orgiu va a calciare, c'è lo spazio, palla però alta, buon tentativo della numero 10. Può rimettere ancora in gioco il pallone con le mani il portiere della Mediterranea appena entrato, Fanti che chiude l'1-2 con Panzali, torna indietro da Lorrai, c'è la pressione della Mediterranea, Orgiu, Panzali, la palla per Fanti che può avanzare, esce a Braini e poi l'intervento, finiscono tutti e due a terra, però attenzione, la porta è vuota, Lorrai cerca la conclusione ma anche Chiara Braini sembra quella che ha avuto la peggio nello scontro con Fanti, quindi anche il secondo portiere subito KO per la Mediterranea. Altro intervento del medico a Jasnagora con le proteste di Diego Marrocco, forse voleva un intervento falloso, anche Fanti sembra aver riportato una botta in testa ma si è già alzata il pivot, resta a terra invece il portiere della Mediterranea. Ancora tutte le cure, vediamo se qui Marrocco sarà costretto a ancora cambiare, proverà a stringere i denti Sanna o se dovrà vestire la maglia da portiere una delle giocatrici di movimento. C'è apprensione nella panchina della Mediterranea per questo nuovo infortunio. Ricordiamo intanto il punteggio del derby tra Jasnagora e Mediterranea, 3-1. Poi il gol iniziale di Orru, ci sono state le reti di Lorre di Flumeri, Saiu ha calato il tris nel secondo tempo. Questa terza giornata del campionato di Serie A2 femminile, per Braini cerca qui di capire il medico se è tutto ok. Questi due infortuni hanno un po' spezzettato il ritmo di questo derby. Sembra poter proseguire la numero 1 della Mediterranea. Lungo applauso del Paladante per lei. La palla che a questo punto dovrà essere riscodellata dagli arbitri. Per la Mediterranea, che poi la restituirà alla Jasnagora. Infatti qui il passaggio poi a palla restituita, c'è campo anche per Marta Massid, arrivata una delle novità della Jasnagora di quest'estate, arrivata in presa dal Puri e Forti l'anno scorso del campionato di Serie AC, pivot
che trova spazio anche in questa gara, dopo aver esordito contro il Trilacum anche in Coppa della Divisione. Qui va proprio a controllare il pallone, non perfetto il controllo della numero 19. 12 minuti ancora da giocare per questo derby, con Lorrai che protegge sulla pressione di Frongia, ma c'è Pintor poi con le mani. Panzali per Lorrai, c'è campo per la numero 8 che prova ad andarsene in dribbling, fermata da Serrao, rimessa laterale è per la Jasnagora. Panzali per Orgiu, palla per Lorrai, la pressione da dietro di Serrao, possibilità di ripartenza in 3 contro 2. Serrao, Orgiu a murare la conclusione, poi Ledda colpisce Serrao e quindi la rimessa laterale è per la Jasnagora, anche se per gli arbitri evidentemente non hanno visto questa deviazione. No, poi arriva probabilmente la segnalazione di un altro collaboratore, che era abbastanza evidente che Serrao avesse colpito Ledda. Qui Lorrai cerca la conclusione della sua metà campo, subito a scaldare le mani a Chiara Braini, è entrata a freddo al posto di Martina Sanna, poi anche lei subito KO per un contatto con Fanti che è uscita per lasciare posto a Massida. Qui Orgiu prova a mettersela sul sinistro, viene però chiusa da Serrao che non ce la fa più. Cambio per lei, dentro Saba, pressare Panzali, Orgiu, Panzali, palla per Lorrai, c'è Massidda che la deve tenere lì, va da Orgiu, passaggio non preciso, comunque controllato dal capitano. Lorrai, Orgiu, attenzione perché non ha appoggi e poi alla fine Massidda in qualche modo Orgiu è riuscita a trovarla, qui rischia tantissimo con questo retropassaggio, regala il calcio d'angolo di fatto alla Mediterranea. 11 minuti e 4 secondi da giocare, campo nuovamente anche per Alessia Urru, segnato il gol dell'1-0 che ha un po' svegliato la Jasnagora. Qui intanto ci prova la conclusione dopo lo scambio sul calcio d'angolo Roberta Spiga, una da fare. Pintor con le mani, Lorrai, il passaggio deviato, Ledda la conclusione. Pintor, qui Massidda prova ancora a tenerla, fatica però la giovane pivot di Gianni Pizzalis. La Mediterranea ne può approfittare, anche se c'è qui la pressione della Jasnagora con Saba per Abraini con i piedi, cercare Spiga, il tentativo di dribbling non passa su Panzali, poi ancora Saba, possibilità di ripartenza, Saba troppo lungo, il passaggio per Ledda. Pintor, Panzali, Lorrai, palla perfetta sulla fascia laterale, poi Massidda la rende a Lorrai, spinta da dietro, netto il fallo, il secondo commesso dalla Mediterranea. 10 minuti e 19 secondi alla fine di questo secondo tempo di questa partita, di questo derby di Serie A2 femminile, derby cagliaritano appunto tra la Jasnagora e la Mediterranea. Lorrai di Flumeri, di prima per Massidda, prova a tenerla lì, la lascia a Murgia, prova a piazzarla la numero 7 in tuffo, controlla Braini, poi la pressione di Lorrai su Saba, ancora poi Massidda qui a toccare, a chiudere in faro laterale, battuta ora da Ledda, c'è Murgia su Orru, il lancio a cercare Saba che prova ad addomesticare questo pallone complicato, infatti la palla esce. Ha iniziato a contare l'arbitro, Murgia va da Pintor, poi con i piedi per Massidda, Murgia, c'è Lorrai, la serve Murgia, ancora Lorrai, il tocco è di Ledda, l'ultimo tocco consente alla Jasnagora di battere un'altra rimessa laterale. Murgia per Lorrai, contrastata da Ledda, per la fine Lorrai in scivolata evita una possibile ripartenza della Mediterranea.
va a depositare il pallone in fallo laterale. Orru sbaglia qui il passaggio, l'ex giocatrice del quarto, compagna in Serie A2 di Sayu Panzali e anche Marta Lorrai 2 stagioni fa. Massidda qui prova a controllarla, poi va da Murgia ma sbaglia. Ledda contro Murgia, arriva Di Flumeri a chiudere, palla per Abneini con le mani, la mette molto bene giù Saba, arriva però Lorrai da dietro, rimessa laterale ancora per la Mediterranea. Lancio lungo e non trova nessuno. Di Flumeri, Murgia, Massidda, il passaggio rischiosissimo e poi alla fine deve intervenire Pintor per evitare il peggio, ma non poteva ritoccarla e dunque punizione a 2 al limite dell'area per la Mediterranea. Qui Pintor ha dovuto scegliere tra la punizione e un possibile gol della Med, preferito toccarla e commettere l'infrazione. Errore di Marta Massidda in questo caso, con il passaggio da dietro viene sostituita immediatamente da Sayu, che ora deve prendere posizione. Entra anche Guaime. Sistema le giocatrici Pintor che devono stare praticamente sulla linea a protezione della porta. Vediamo Serrao si appoggia ad Orru, c'è anche Ledda larga sulla destra, la tocca per Orru, Guaime esce e mura la conclusione di Orru. Serrao per Orru, la scambia con Serrao, c'è il tocco di Lorrai, la palla che danza sulla linea ma non esce, poi Orru, la conclusione, interviene Di Flumeri ad allontanare questo pallone. Poi Ledda, Orru cerca ancora il tiro da distanza notevole, murato da Sayu, ancora Orru, stavolta il passaggio per Saba, non si capiscono le due, palla fuori. Pintor, Lorrai, arriva qui il dribbling, poi Guaime a cercare Sayu, bello lo scambio per Lorrai, Lorrai prova ad andarsene, la palla che resta lì, ultimo tocco della giocatrice della Jasnagora, rimessa laterale per la Mediterranea. Ledda, Orru, Lorrai a murare, il lancio lungo, si continua con la rimessa laterale, ancora della numero 14, poi il lancio che non dà alcun frutto alla Mediterranea. Qui Sayu la perde, prova ad andarsene Ledda, doppio dribbling, poi allarga per Saba, cerca di andare nuovamente alla numero 14, grande intervento difensivo di Jessica Sayu che poi va da Guaime. Lorrai, posizione di centrale, c'è Guaime, viene servita la numero 33 in scivolata. Ledda a chiudere. 7 minuti e 57 secondi alla fine di questo derby, Jasnagora sempre avanti 3-1. Guaime, Lorrai, ricevere in questo momento, pallone però murato, poi Di Flumeri di prima per Guaime e torna indietro ancora dalla numero 11, qui rischia un po' la Jasna, alla fine Di Flumeri, arriva però il time out richiesto dalla Jasnagora e dalla Mediterranea, piccola pausa anche per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Directa Sport, torniamo qui al Paladante di Sesto, ancora il derby tra Jasnagora e Mediterranea che vede la Jasna avanti 3-1
Non mancano 7 minuti e 43 secondi alla fine della partita. Rimessa laterale per la Mediterranea dopo il time out chiamato proprio dalla squadra di Diego Marrocco. Qui Orru, la conclusione, Pintor in tuffo evita il gol della squadra ospite. Serrao sul punto di battuta, palla per Orru, Murgia con il petto a salvare sulla conclusione dalla distanza ancora di Orru, quella che sta provando maggiormente anche in fiducia dopo il gol. Anche qui cerca la conclusione, praticamente tira da qualsiasi posizione al numero 25. Questo secondo tempo per sempre stata murata. Qui Orgiu contro Serrao che prova a usare il fisico. L'ultimo tocco è della numero 17, rimessa laterale per la Jasnagora con Orgiu. Qui Serrao ha qualcosa da ridire, viene redarguita da Emanuele Mele. Si può finalmente ripartire. Orgiu di Flumeri, il lancio per Saiu che la mette giù molto bene, poi se la alza, prova a cercare Orgiu che la lascia sfilare dopo la deviazione. Messa laterale però per la Mediterranea con Serrao. Saiu intercetta, Orgiu la tiene in campo. C'è Pintor, va dal suo portiere Orgiu, poi Saiu che prende molto bene posizione, la palla buona per Murgia, la rende a Saiu, possibilità per il poker, ma arriva Chiara Braini a chiudere in scivolata. Bella azione della Jasnagora per cercare il 4-1. I Flumeri a battere il calcio d'angolo, la palla che non arriva a nessuno, c'è una deviazione, dunque rimessa laterale per la squadra di Gianni Pizzalis con Murgia. Orgiu, Flumeri, ancora di Flumeri che qui con un lancio non trova il suo pivot. Poi Abraini il lancio invece a cercare Marica Saba, ma viene intercettato da Mayra De Flumeri. Poi Saiu, Orgiu finta il passaggio, cerca il dribbling, resta lì Ledda, allora si torna da Di Flumeri, il dribbling efficace su Saba e poi però Di Flumeri sbaglia l'appoggio semplice, fatto bene la cosa difficile, ha sbagliato invece la cosa forse più semplice, l'appoggio per Orgiu. Torna in campo il capitano della Mediterranea, Valeria Cannas. Qui Serrao proprio per la sua numero 9, ancora Cannas, 1-2 con la compagna, poi la palla in laterale per Saba, non arriva a destinazione. Di Flumeri, Orgiu, ancora qui a cercare Saiu, cerca il tentativo, poi Saiu conquista la rimessa laterale. 5 minuti e 55 secondi. E restano ancora sul cronometro del Paladante per questo derby, terza giornata del campionato di Serie A2 femminile. Mayra De Flumeri prova a proteggerla, Murgia la lascia sfilare, Pintor, Di Flumeri per Orgiu, si è abbassata per dare il passaggio, qui non riesce ad arrivare Saiu sul lancio, rimessa laterale per la Mediterranea. Torna in campo Roberta Spiga, miglior marcatrice della Mediterranea nello scorso campionato di Serie C. E già 2 gol per lei in questo avvio di stagione, che se non hanno procurato punti alla squadra di Diego Marrocco. Qui Serrao prova a fare tutto da sola, alla fine Murgia la ferma, commette forse il suo stesso errore, poi la numero 7 travolge l'avversaria, Valeria Cannas. C'è un fischio, sarà rimessa, semplice rimessa laterale con Serrao, va a cercare proprio Cannas. Si abbassa Saba a ricevere, prova l'1-2, Lorrai però intercetta, poi il passaggio che termina fuori. Rai di Flumeri, Orgiu, pallone leggermente avanti, quello di Mayra De Flumeri. Dunque rimessa laterale per la Mediterranea. Prova ad avanzare Saba, torna indietro qui da Spiga. Pallone ancora per Cannas, sulla pressione di Orgiu. Cannas rischia, poi alla fine rimpallo è favorevole. Serrao, zona tiro per lei, Orgiu fa muro, poi arriva da dietro Saiu a intercettare, Lorrai cerca il dribbling, non passa però la numero 8, Orgiu
intelligente il passaggio poi di Flumeri, qui il lancio, Lorrai che era però dalla parte opposta, e sono le compagnie che può arrivare. 4 minuti e 42 alla fine della partita. Saggio di Spiga direttamente tra le braccia di Pintor, che poi va con le mani da Lorrai, lo mette giù molto bene ancora Lorrai, zona tiro per lei, fuori di pochissimo, grandissima azione però di Marta Lorrai, vicina alla doppietta. Non era partita titolare in quintetto, ma sta trovando tantissimi minuti, soprattutto in questo secondo tempo. Attenzione qui Cannas non rischia il tiro, poi Serrao, tiro murato nella Mediterranea, ha avuto una grossa chance e arriva il cartellino giallo di Flumeri per l'intervento in scivolata precedente, poi applicata la norma del vantaggio per il tentativo di Cannas, che non è riuscita a concludere. Non si dovrebbe però ripartire con la punizione, ma con il fallo laterale, visto che era stata applicata la norma del vantaggio. 2-2 i falli, il conto dei falli in questo secondo tempo, 4 minuti e 11. Vediamo un po'. Era infatti il fallo cumulativo, si cercano di capirsi due arbitri, per ora sistema il pallone Serrao, ma se il fallo era cumulativo il vantaggio non c'era più, invece no, danno il calcio, infatti la rimessa laterale ha concesso il vantaggio l'arbitro, poi il vantaggio non si è concretizzato, l'azione era già andata avanti, dunque c'è il fallo cumulativo ma non il calcio di punizione per la Mediterranea, nervosa nel tentativo qui di trovare un gol che riaprirebbe la partita. 3-1 avanti la Jasnagora con diverse opportunità. Qui ancora Saiu cerca Orgiu, non lo trova, possibile transizione per la Mediterranea, ancora Lorrai a lottare. Qui Orgiu, si torna dove c'è Saba, il lancio dove non c'è nessuno però, quello di Marika Saba. E c'è invece il time out richiesto da Gianni Pizzaris a 3 minuti e 42 dalla fine di questa partita. Jasnagora avanti 3-1 sulla Mediterranea, piccola pausa anche per noi. Amici di Directa Sport, torniamo ancora una volta qui al Paladante di Sesto, ultimi 3 minuti e 42 secondi di questo derby tra Jasnagora e Mediterranea, che vede la Jasnagora avanti 3-1 grazie al gol di Lorrai, di Flumeri e Saiu. Proprio Lorrai adesso a toccare il pallone e trovare un'altra marcatrice di questa partita come di Flumeri. Scambio con Orgiu, nuovamente per la centrale di Gianni Pizzalis. Fanti che è tornata a giocare, dato il cambio a Saiu nel ruolo di pivot dopo il time out richiesto da Gianni Pizzalis. Qui la grande palla con il tacco, poi l'uscita di Abraini che ha chiuso il tentativo di Lorrai dopo il tentativo di assist con il colpo di tacco da parte di Petra Fanti. Lorrai per Di Flumeri a cercare Saiu, di tacco Fanti, un grandissimo gol con il tacco, che beffa Chiara Braini. 4-1, cala il poker la Jasnagora con il tacco Fanti. E allora portiere di movimento per Diego Marrocco per provare a riaprire il derby. Gran gol però quello di Fanti, in gol nuovamente dopo la rete trovata a Verona, il primo gol stagionale si ripete anche oggi nel derby. 4-1, ultimi 3 minuti col portiere di movimento per la Mediterranea. Fa girare palla qui Spiga, Cannas, arriva però il raddoppio, ultimo tocco di Di Flumeri, rimessa laterale per la Mediterranea. A questo punto si gioca il tutto per tutto. Spiga, Ledda, Serrao, prima per Ledda, Spiga,
palla in banda, Lorrai intercetta solo per un attimo, Ledda, la pressione di Fanti, poi Spiga, il tentativo adesso di Kossu, attenzione perché la porta è vuota, Fanti non riesce qui però a concludere dopo aver recuperato palla e poi alla fine la rimessa laterale è per la Mediterranea. In campo Orru, questo assalto finale, l'arma bianca della Mediterranea, anche con il portiere in movimento. Poco più di 2 minuti e restano sul cronometro. Orgiu, la porta è vuota, Orgiu, 5-1, Roberta Orgiu la chiude, probabilmente qui ancora in gol il capitano della Jasna Gora, che ora lascia il campo per Arianna Lai, esordio in Serie A2 per la giocatrice con la maglia numero 15. Cambia ancora il parziale, cambia ancora il punteggio, non molla però la Mediterranea che continua con il portiere di movimento. 2 minuti e 9 sul cronometro. Vediamo se è tutto a posto. Si può ripartire. 5-1 la Mediterranea adesso prova ancora a farla girare, tentativo di a questo punto rendere meno amara la sconfitta. I 2 minuti sono pochi per cercare la rimonta. Ancora qui Lai a combattere insieme a Di Flumeri, palla che esce fuori, va Serrao a sistemarsi tra i pali, non c'è un altro cambio. Pintor, Lorrai, pressione, Lorrai riesce a superare, si torna da Di Flumeri e poi cerca la palla per Lorrai, la tiene in campo, ancora Lorrai, c'è Fanti sola, Lorrai si incarta un po' con il pallone, alla fine la perde, possibile ripartenza con Ledda, tornata però in posizione la difesa della Jasna Gora. Qui Lorrai a chiudere in scivolata, 1 minuto e 30 esatti alla fine del match. Jasna Gora avanti 5-1 ma che non vuole mollare. Qui la palla a cercare Ledda, nulla da fare. 1 minuto e 19, torna Orgiu al posto di Lorrai e subito Orgiu qui a scambiare con Fanti. Fanti la mette giù, si gira con il destro, conclusione non precisa stavolta da parte di Fanti che ha trovato il quinto gol con un magnifico colpo di tacco. Sbaglia tutto Orru, rimessa laterale per la Jasna Gora che va a pressare alto sul rinvio del portiere proprio per evitare la Mediterranea di poter uscire con tutte e 5 le giocatrici e attaccare. Ultimo minuto di partita di Flumeri per Orgiu, vuole il dribbling, la palla che resta solo per un attimo in suo possesso dopo il raddoppio. Adesso la Mediterranea che prova a spingere, prova ad attaccare, Spiga la palla per Ledda, fermata. 49 secondi, la fine del derby. Lai di prima, il passaggio non abbastanza forte per raggiungere Fanti, però poi c'è la chiusura dalla stessa Lai in rimessa laterale, minuti anche per lei. Qui Orgiu a combattere, poi ancora Spiga, il palo colpito da Roberta Spiga. Dire no al secondo gol di giornata della Mediterranea, non c'è stata però deviazione dopo il palo, dunque si riparte con la rimessa per la Jasna Gora. Ultimi 30 secondi, Pintor, Orgiu sbaglia tutto, qui si deve risistemare Pintor, poi attenzione alla possibile ripartenza. Fanti cerca direttamente la porta, conclusione debole. Serrao avanza, colpisce in pieno Fanti, ancora Serrao quasi da sola, provare a lottare, a combattere per cercare la seconda rete. 13 secondi. Orru, vediamo se prova la conclusione. Pintor, grandi applausi per il portiere. Poi ancora Spiga, ancora Pintor. 5 secondi, vediamo se c'è l'ultimo tentativo. Serrao, zona tiro per lei, Pintor, suona la sirena, la Jasna Gora vince il derby contro la Mediterranea, terza vittoria su 3 partite per la squadra di Gianni Pizzalis.
5-1 il punteggio, aveva aperto le marcature Alessio Ru, poi la risposta di Lorrai e di Flumeri nel secondo tempo hanno allungato le distanze. Jessica Saiu, Petra Fanti con un meraviglioso colpo di tacco e poi Roberta Oggiu quando la Mediterranea ha provato con il portiere in movimento a riaprirla inutilmente. Altri 3 punti per la Esnagora che sale a quota 9, resta invece a 0 la Mediterranea. Da Roberto Carta, dal Paladante di Sesto, per questo derby di Serie A2 femminile è tutto. Restate con noi per le interviste e il post partita sui canali di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.